Il desiderio di acquistare e possedere l'arte è sempre esistito. Sappiamo che il faraone Tutankhamon collezionava ceramiche artistiche e i romani rivaleggiavano tra di loro per decorare le proprie ville con i pezzi migliori provenienti dalla razzia dell'impero in espansione. Alcune fonti riportano che il re vandalo Genserico, mentre saccheggiava Roma, fosse più interessato ad assicurarsi un bottino degno della sua collezione che a ridurre tutto in cenere. Dal ricco mecenatismo dei papi e dei principi rinascimentali, agli aristocratici inglesi che nel XVIII secolo, di ritorno dal Grand Tour, portavano a casa i loro trofei, fino ai magnati dell'industria americana che comprarono all'ingrosso il patrimonio culturale europeo, nel corso dei secoli l'arte è stata accumulata per ragioni di propaganda, di prestigio, di arricchimento intellettuale o per il semplice piacere di farlo. Poche attività coinvolgono tutta la gamma degli impulsi umani in modo più ampio dell'acquisto di opere d'arte, eppure per quanto elevata o materiale sia la motivazione di base, l'importanza culturale del collezionismo è sempre andata oltre il desiderio individuale e le scelte fatte dal collezionista hanno influenzato non solo il valore economico dell'arte, ma anche il suo status culturale. I collezionisti hanno esercitato un effetto duraturo sul modo in cui l'arte viene mostrata e recepita e anche sul tipo di arte che viene prodotta. Quando il generale e dittatore romano Lucio Cornelio Silla iniziò a raccogliere grandi quantità di bronzi corinzi provenienti dai saccheggi, la sua predilezione per queste opere influenzò sia gli altri collezionisti sia gli artisti dell'epoca. 2000 anni dopo, l'esposizione di Charles Saatchi, dedicata al minimalismo e all'arte americana degli anni '80, ebbe un impatto diretto su molti giovani artisti britannici che in seguito sarebbero entrati a far parte della sua collezione. Ai giorni nostri l'influenza del collezionista d'arte è maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo storico. La rapida diffusione delle informazioni e anche la facilità negli spostamenti internazionali offrono al collezionista un accesso illimitato a un panorama artistico a sua volta non vincolato da confini concettuali o fisici. L'arte contemporanea, da argomento strettamente specifico rivolto a piccole elite, è entrata a far parte della cultura dominante quindi in un modo senza precedenti e ovviamente legata a questa crescita è la rapida espansione del mercato dell'arte contemporanea, un'economia globale che sostiene varie comunità di compratori, venditori, curatori, critici e artisti in stretta connessione tra di loro. Le origini del mercato dell'arte contemporanea risalgono agli inizi del XX secolo, quando le avanguardie artistiche europee entrarono in contatto con una nuova generazione di collezionisti americani illuminati. Spesso discendenti dai grandi industriali del paese, questi pionieri non avevano più bisogno di assicurarsi uno status sociale circondandosi dell'arte del passato. Scelsero invece di sostenere gli artisti contemporanei più radicali che esprimevano meglio lo spirito del tempo. Innovative e personali, definì Albert Eugène Gallatin, nativo della Pennsylvania, per descrivere le opere di Picasso, Braque e Matisse, da lui acquistate direttamente negli atelier degli artisti durante i frequenti viaggi a Parigi negli anni '20. Scrittore ed erede di una famiglia di banchieri, per ospitare la sua collezione in rapida espansione, aprì nel 1927 la Gallery of Living Art a New York, che divenne la prima istituzione americana a occuparsi in modo esclusivo di arte contemporanea, anticipando di qualche anno il Museum of Modern Art, il MoMA di New York. È chiaro che si giunge poi sempre allo stesso punto, sintetizzato da Dominique de Menil, collezionista di Houston, con queste parole estremamente significative. Diceva de Menil: a lungo ho rifiutato l'idea di collezione. La parola stessa mi sembrava carica di pretenziosità, implicava l'esistenza di uno scopo preciso, mentre io non ne avevo affatto. Mi interessava scoprire dei tesori e, se possibile, portarli a casa, come si fa con un bouquet di fiori, senza pensarci troppo per la gioia degli occhi. Ma di fiore in fiore, di bouquet in bouquet, si cominciano a studiare le piante, si diventa botanici
e qui comincia la grande avventura. Erano riflessioni tratte da Bach e Greer, Come comprare l'arte contemporanea, manuale dei collezionisti per Alemanni Editore.